Eccoci con Davide Favero, un 2-2 che alla fine forse le può anche star bene. Certo potevate andare all'intervallo col 2-0 per voi, avendo preso anche un palo, poi avete avuto un 5 minuti di blackout e verso la fine insomma siete andati sotto. Una partita un po' strana, però alla fine è un risultato che la accontenta o no? Allora, per come si era messa la partita, sicuramente il risultato mi accontenta, perché entrare nell'intervallo con sotto di 2-1, prendendo 2 gol in 2 minuti, di solito il morale non è altissimo. Lo spogliatoio ha cercato di stimolare la squadra per giocare oltre che con qualità tecnica anche con carattere, e direi che nel secondo tempo questo è successo. Dobbiamo sicuramente evitare questi cali di tensione che ci provocano, oltre ai 2 gol oggi qui a Portogruaro, anche 2 gol presi in 3 minuti con il Treviso. Sì. Dobbiamo lavorare su questo. Poi, come dicevo lo scorso anno con la mia ex squadra, giocare qui ha sempre un fascino particolare, c'è sempre una squadra di blasone, quindi diciamo che il pareggio, per come sarà messa la partita, va bene. Sì, voi avete giocato un buon primo tempo, avete giocato la palla, poi chiaramente il secondo eravate un po' frastornati quando siete andati in campo, però lei ha usato un eufemismo perché ha dato una bella strigliata ai suoi durante l'intervallo, si sentiva anche da fuori, ma quando ci vuole ci vuole. Sì, credo che prendere 2 gol così in 2 minuti, c'era successo anche la scorsa domenica con il Treviso, non è mai bello. Poi non mi piace che i miei giocatori si aggrappino, si appellano in decisione d'arbitro per un fuorigioco, bisogna stare attenti. L'ultima cosa... Gli assistenti fanno parte del calcio, bisogna stare attenti, senza andare in cerca di alibi. Certe volte bisogna essere un po' più concreti e meno belli. Sul calcio ci sta. E voi siete venuti qua, penso, per portarvi almeno un punto, ci siete riusciti. Lei ha fatto alcune sostituzioni che penso siano tecniche, non fisiche, nel senso... No, scelte tecniche, quest'anno con i 5 cambi c'è la possibilità di cambiare realmente una partita. Inoltre ha una rosa di 20-22 giocatori, tutti dello stesso livello, quindi se la giocano, e quando entrano, se succede quello che è successo oggi, va più che bene. Avete avuto un inizio di campionato un po' difficile, 2 squadre insomma, che sulla carta erano difficili. Qual è la prospettiva per il campionato, le vostre ambizioni? E poi chiudiamo qua. Credo che la squadra si deve abituare al girone D, che secondo me rispetto agli altri gironi è un girone molto più duro, sono squadre molto importanti che, oltre alla struttura fisica, anche Portogruaro ha 4-5 elementi con una struttura fisica importante, c'è anche tanta qualità, e quindi ci deve abituare a questo girone che è molto competitivo. Bene, grazie. Alla volta, insomma, voi siete fiduciosi di rimanere in categoria. Grazie mister.